addirittura da estasi bucolica ci allontaniamo dalla mole antonelliana. Incomincia la sesta tappa ed il Giro saluta nella quieta campagna piemontese l'ultimo lembo d'Italia prima di sconfinare in terra elvetica. Ci sono ancora molti chilometri da percorrere e le maggiori asperità attendono al varco i campioni, ma finora i due grandi non si sono dannati per mantenere il contatto con gli attuali dominatori della classifica. Molta sfortuna lamenta Bartali, poco rodato è tuttora Coppi. Il ritmo è così bonario che persino un vecchio puro sangue come Bini può farsi valere al traguardo di Ivrea. L'entusiasmo dei tifosi sceglie postazioni strategiche, l'occhio esperto cerca i beniamini, ai quali chiede quando giungerà la volta buona. Coppi risponde impegnandosi nella tappa volante di Biella, ma bevi l'acqua gli fa una gherminella. S'aggrappa la maglia di Brasola e lo batte di mezza macchina. La giuria farà giustizia. Primo Coppi, secondo Logli, terzo Brasola. A Biella la solita enorme cornice di folla saluta entusiasticamente e i corridori sembrano voler dar spettacolo. A Romagnano il gruppo si scuote per un tentativo di fuga e proprio quando un cartello incita Bartali, il rivale Coppi, che aveva trovato 7 attivissimi compagni di fuga, riesce a guadagnarsi rapidamente un vantaggio importante. Il pericoloso gruppetto verrà però arrestato dal sopraggiungere di un treno al passaggio a livello di Borgo Manero, così che l'agognato ricongiungimento è un fatto compiuto. Al rifornimento di Arona non perde nemmeno un istante lo svizzero Koblet, uno dei migliori in corsa finora, un ragazzo alto e snello che i competenti giudicano con bonomia tutta particolare. Naturalmente scomparirà alle montagne, naturalmente quel suo aspetto di buon figliolo civilino e delicato non concilia con le rudi fatiche della strada, naturalmente verrà per lui il giorno della cotta solenne, della sbornia di sole e di chilometri, naturalmente, ma intanto il tachimetro per Staglia-Paro deve ballare frenetico sui 50 km orari. Dalla macchina di Ambrosini, Alfredo Binda, ospite di eccezione, ha tutta l'aria d'essere ammirato e meravigliato insieme. La locomotiva rosso-crociata fila alla diavola verso la frontiera del suo paese. Il Giro diviene svizzero per l'occasione, ma nel Ticino parlano lombardo. Brissago, a pochi chilometri da Locarno. L'entusiasmo dei ticinesi garantisce del loro spirito patriottico. Koblet sta diventando eroe nazionale. Tutti gli applausi sono per lui. L'ultima galoppata sul vialone d'arrivo assume il ritmo irresistibile d'un finish di puro sangue. Koblet, vittorioso con distacco, incomincia a segnalarci i lati più interessanti della sua personalità. Per esempio questo di volersi un poco rassettare prima di mettersi in posa davanti all'obiettivo. Rasenta la civetteria, potesta sua cura meticolosa nel pettinarsi e detergersi il viso. Ma il fatto è che si incomincia a tutti a notare queste cose, che Koblet, quantità trascurabile alla partenza, diviene di giorno in giorno il protagonista.